Nel contesto del concerto di Capodanno, oggi 1° gennaio qui al Teatro Cavour, ha cantato insieme con l'orchestra Ligeia, orchestra giovanile del Ponente Ligure, ed è stato un vero successo, il momento clou della serata, Raffaele Feo. Cantante. È bene definire cantante un soggetto che canta in maniera così classica e armoniosa come lei? Come si può definire? Beh, sicuramente il cantante è un termine assolutamente appropriato. Nella fattispecie io sono un giovane di 24 anni, sto studiando per diventare un cantante lirico, quindi la categoria è diversa rispetto sicuramente alla musica leggera, al pop o altri generi musicali moderni. Quando ha avuto inizio la sua passione, che poi è quella che anima anche i musicisti che hanno suonato alle sue spalle? Diciamo che la mia passione per il canto nasce esattamente all'età come i giovani musicisti, non per niente, già da quando ero piccolo, a 10 anni, anch'io ho iniziato lo studio della musica, del canto, ho fatto le medie musicali anche alla Sauro, come molti di quelli che si sono esibiti quest'oggi. Avevo già collaborato con Giovanni Sado, con l'associazione, quindi sicuramente è una passione che nasce fin dall'infanzia. Quando e dove si esibirà l'Ele Feo la prossima volta? Il prossimo concerto sarà il 6 gennaio nella chiesa di Borgo Prino dei Cappuccini, un concerto sacro accompagnato dal maestro Gianluca Schiera al pianoforte, insieme a un'altra ragazza giovane imperiese, mezzo soprano, Veronica Esposito. Johann Sebastian Bach con il nostro cantante tenore Raffaele Feo.